Una storia biblica che entra anche nel nostro modo di parlare. Spesso diciamo sono stato folgorato sulla via di Damasco, ovvero la si utilizza quando capita un grande cambiamento nel modo di pensare e di agire nella nostra vita. Benvenuti allo studio del venerdì. Folgorato verso Damasco dalla luce di Cristo. Stasera parleremo dell'uomo che ha avuto un incontro speciale, direi soprannaturale, con Gesù, proprio sulla via di Damasco. E l'esito di quell'incontro ha cambiato la sua vita. Si tratta di Saulo da Tarso, successivamente nominato da Gesù stesso Paolo Apostolo. Dio cambia le nostre vite quando le stesse incontrano Lui. Molti di voi conosceranno John Newton, l'autore dell'inno Amazing Grace. Non sempre la sua vita è stata devota, come anche quella di Paolo. Infatti Newton ha vissuto sui mari essendo un trafficante di schiavi, catturandoli e non invitandoli sicuramente, e prendendoli dall'Africa li ha portato verso l'America. Ma una tempesta proprio su quei mari che conosceva bene, e in concomitanza della lettura di un libro che parlava di come imitare Cristo, lo ha portato ad un cambiamento come quello che assisteremo nella lettura di questa sera. Sulla sua tomba è scritto: un tempo infedele, schiavista, immorale, per la misericordia del nostro grande Signore Gesù Cristo, perdonato e incaricato a predicare ciò che aveva tentato di distruggere. Incontreremo due personaggi significativi nella narrazione in questione, Saulo da Tarso ed un certo Anania, che non c'entra nulla con altri personaggi con il suo nome citati nei Vangeli. Il termine conversione, che significa anche cambiare direzione o stile di vita, sarà il termine che definirà il futuro di questo uomo che chiameremo Saulo. Saulo vede la luce, infatti è stato folgorato sulla via di Damasco e ha tempo di rifletterci sopra. Le sue convinzioni sono messe in discussione ma non annullate. Saulo cercava con zelo il Dio di Israele, ma non conosceva come proprio quel Dio di Israele aveva continuato ad operare rivelandosi nel figlio Gesù. Tutte le promesse dell'antico andavano verso di lui, si realizzavano in lui, ma Saulo non lo aveva capito. Pertanto era necessaria una conversione. Aveva bisogno di identificare nella rivelazione biblica il compimento delle promesse. L'elezione di Dio, l'apparizione della gloria di Dio su quella via, la sua specifica chiamata verso i gentili, quindi non giudei, saranno gli elementi che caratterizzano la vita e il ministero di questo uomo straordinario, conoscitore delle scritture e formato nelle migliori scuole del suo tempo. Dio svela ancora una volta al mondo, a noi oggi, che è alla ricerca dei suoi nemici. Saulo lo era, soprattutto nel confermare il suo amore per lui e per i perduti che hanno bisogno di salvezza. Questa conversione di Saulo sarà una delle più grandi narrate nel libro degli Atti perché sarà raccontata in più situazioni e in ognuna di queste vengono aggiunti dei dettagli, soprattutto al capitolo 22 e anche al capitolo 26 che leggeremo più avanti. Il racconto mostra ancora a noi oggi, offrendo consolazione alla Chiesa perseguitata, che Gesù si identifica con la sofferenza della sua Chiesa, considerando gli attacchi che riceve come attacchi a se stesso. La Chiesa ha un potente alleato, Gesù. Quel giorno Gesù non ha incontrato solo Saulo da Tarso, ma ha lasciato un messaggio a tutti i cristiani: sarò con voi e sarò per voi. Ora leggiamo il testo, leggeremo i primi 22 versetti del capitolo 9 e poi faremo una adeguata analisi esegetica
quindi quello che dice il testo, e trasformeremo ciò che troveremo nel testo in un'applicazione omiletica, ovvero che si applica alla realtà nella quale viviamo e quindi anche nella nostra vita. Leggiamo insieme dal primo versetto del capitolo 1 fino al versetto 22. Il titolo è La conversione di Saulo. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo e né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: vai, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Fin qui la parola del Signore questa sera. Che sia benedetta nel suo ascolto. Un giorno di cambiamento, questo è il primo punto della nostra riflessione. Rileggendo i versetti 1 e 2, guardate la dinamica e le attitudini di Saulo, riportate proprio in questi primi 2 versetti. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Un duro
oppositore di Cristo e della Chiesa. La sua avversione e ostilità è ancora visibile e in azione. Luca lo descrive come una persona selvaggia e feroce, capace di fare stragi contro i discepoli del Signore. Ricordiamo che era presente alla lapidazione di Stefano, questo lo troviamo al capitolo 7, e devastava le chiese. In particolare leggiamo al capitolo 8, versetto 3, questa sua ferocia, questa sua cattiveria, possiamo dire, verso i discepoli della via. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando uomini e donne, li metteva in prigione. È determinato a sradicare il falso, questa era la sua visione, e coloro che predicano il falso. E lo fa in modo feroce e direi bestiale. Crede di difendere gli interessi di Dio. Altri dettagli: delegato a uccidere e imprigionare, riceve lettere dal sommo sacerdote per avere il diritto di estradizione dai rispettivi villaggi e città di tutti coloro che avrebbe incontrato sulla sua strada. Un tentativo di riportare a Gerusalemme coloro che erano scappati da Gerusalemme e avevano seguito la via, uomini e donne che fossero. Un giorno di cambiamento che mette fine al suo programma. La conversione a Dio per mezzo di Gesù Cristo segna la fine di un nostro programma per fare iniziare un programma che Dio stesso chiede di eseguire. Un'affermazione di John Stott sulla conversione di Saulo. Lui dice che dalla narrazione è la grazia di Dio che prende sopravvento sulle sue motivazioni e intenzioni. Saulo non decise per Cristo, ma è Cristo che decise per lui nell'intervenire nella sua vita. Non fu né un atto impositivo, né un atto improvviso, né un atto coercitivo, ovvero che annullava la sua volontà. Un testo significativo ci aiuta a capire il lavorio di Dio nella sua vita, che in quel giorno si può anche vedere attraverso un effetto o un atto soprannaturale, direi cinematografico, illuminante in tutti i sensi. In premessa dico anche che questo incontro con Gesù è narrato almeno 3 volte nel libro degli Atti e arricchito di ulteriori dettagli. Al capitolo 26, versetto 14, vediamo la scena che qui non è visibile, ma al capitolo 26, versetto 14, ci dice che tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica, guardate il particolare della lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Recalcitrare contro il pungolo proviene da un proverbio greco che descrive l'inutile resistenza dei buoi quando vengono domati. Gesù pungolò l'intelletto e la coscienza per metterlo nella condizione di rispondere liberamente. Non è calpestata la sua personalità, piuttosto lo trasforma in una persona umana, perché è descritto come una persona bestiale, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore. Il peccato ci rende così, come anche la grazia ci fa riappropriare di una umanità che ritorna ad essere libera, funzionale, amabile, inclusiva. Il Vangelo avrà l'ambizione di andare verso tutti i popoli. Versetto 3. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. Il secondo punto questa sera è una luce che brilla. Era circa mezzogiorno. Per coloro che ci ascoltano sono forniti altri dettagli al capitolo 22 e 26. A quell'ora c'era già tanta luce.
Ma quella luce sfolgorò intorno a Saulo. L'autore del libro degli Atti, che è Luca, oltre autore dell'omonimo Vangelo, presenta spesso il tema della luce verso coloro che sono nelle tenebre. Successivamente troveremo Pietro in carcere, una luce brillò nella cella del carcere. È lo stesso Paolo che sarà chiamato da Dio ad essere luce per le genti. Questo lo troviamo al capitolo 13, versetto 47, sempre del libro degli Atti. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Versetto 4. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gesù non ha detto perché perseguiti i cristiani, ma perché perseguiti me. Gesù si pone in soccorso della Chiesa, dei primi credenti che stavano costituendo in tutte le province della Galilea, in particolare Damasco. Gesù soffre con coloro che sarebbero stati incatenati, uccisi, imprigionati. Saulo, Saulo, una chiamata speciale. Spesso nelle scritture ebraiche Dio usa chiamare 2 volte per attirare l'attenzione della persona chiamata ad assolvere un ruolo speciale. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Andiamo al versetto 6. C'è qualcosa da fare, c'è da muoversi. Alzati. Versetto 6. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E ancora il versetto 7. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Una cecità temporanea individuabile al versetto successivo e un digiuno lo avrebbero preparato a vivere quel cambiamento che Dio stava determinando nella sua vita. La cecità ci rende impotenti. Siamo immediatamente disorientati in tutti i sensi. L'uomo che minaccia strage e minacce è completamente senza strumenti nel poter agire e fare ciò che voleva fare. Dio viene a lui nella sua debolezza e ha qualcosa da dirgli. Alzati e va. Sarai accompagnato dalle mani di coloro che sono con te. Entra nella città, ti dirò cosa devi fare. E lì rimase 3 giorni in uno stato di cecità e senza prendere del cibo. Non credo che avesse degli impedimenti. Lo fece per uno scopo: conoscere i propositi di Dio che stavano rivoluzionando la sua vita. Qui compare un discepolo straordinario di nome Anania. Così il terzo punto parlerò un po' di lui. È un discepolo che compare nella scena, non c'entra con altri Anania citati, è solo un uomo devoto perché risponde: eccomi, Signore. E avrà il semplice compito di alzarsi, mettersi in cammino, come era stato chiesto a Saulo, di andare in casa di Giuda, di incontrare un uomo che sta in preghiera. Prima lo avevamo visto in digiuno, ora è un uomo di preghiera. Direi che è una conversione che produce già i suoi effetti. Gli effetti della salvezza sono evidenti per cercare la volontà di Dio. È un personaggio che dopo questa ambasciata scompare dalla scena della narrazione. La sua devozione è sufficiente per renderlo all'altezza di parlare ad uno degli uomini più temibili del momento, soprattutto con coloro che seguivano la via, e Anania era uno di quelli. Dio vuole solo devozione da noi. Per il resto sarà il suo spirito ad equipaggiarci con potenza ed efficacia, usando ciascuno di noi per un piccolo o grande compito che sia. Quello che è importante è dire: eccomi, Signore.
Per coloro che vorranno approfondire il concetto della devozione, propongo la lettura del Salmo 18, che unito all'intervento di Dio ci lascia vedere grandi cose nella nostra vita. Entrambi, sia Saulo che Anania, ricevono in visione la realizzazione di questo incontro. Anania sarà rassicurato da Dio che Saulo non è più quello di prima. Saulo riceve le conferme da Dio perché Anania parlerà per conto di Dio. Così c'è una parola per Saulo e una parola per Anania. Lo guardiamo leggendo il versetto 6 insieme al versetto 12 e 13. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Questa è la parola per Saulo, mentre la parola per Anania è il versetto 12 e 13 che leggiamo. E ho visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. L'imposizione delle mani che Anania fece su Saulo a seguito di quell'incontro lo confermava al nuovo incarico di apostolo. Una piccola finestra su questo rito, esso aveva diversi obiettivi. Incaricare qualcuno ad una missione, è accaduto a Giosuè, che ricevette questa imposizione delle mani, e nel Nuovo Testamento assume anche altri ruoli: guarire qualcuno infermo, impartire lo Spirito Santo, ordinare ad uno specifico compito. Paolo aveva bisogno di tutte e tre le benedizioni attraverso quella imposizione: di guarigione, perché aveva perso la vista; ricevere lo Spirito Santo, versetto 17, infine confermato nel difficile incarico che lo avrebbe atteso. Infatti è scritto al versetto 15: ma il Signore gli disse: vai, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Le nostre vocazioni saranno sempre segnate da una certa sofferenza, ma nello stesso tempo sono protette, blindate, perché sono ordinate da Dio. Quarto aspetto, Saulo, uno strumento scelto da Dio. Le resistenze e i dubbi di Anania sono molteplici. Signore, ho sentito dire da molti quanto male ha fatto quest'uomo, ma il testo ci dice che Saulo è uno strumento che Dio ha scelto per i suoi scopi. L'uomo che devastava la Chiesa, che ha assistito alla lapidazione di Stefano, forse il suo messaggio lo aveva toccato dopo quei tragici momenti violenti, ora lo pone in linea a quelle affermazioni di Stefano. John Newton poteva vivere la stessa esperienza scrivendo Amazing Grace. Aveva compreso nella grazia del Signore Gesù la grandezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Dio che scaturiva in grazia e in benedizione anche per lui. Ad Anania sarà detto: vai, perché è uno strumento che ho scelto. Il Vangelo è posto come un tesoro in vasi d'argilla. Così sono descritte le nostre vite. Abbiamo un tesoro in vasi d'argilla, una ceramica modellata dal vasaio per uno scopo nobile. Colui che avrebbe dovuto legare i discepoli della via, colui che avrebbe dovuto deportare, ora è inviato ai re della terra. Così sarà davanti ai popoli. Paolo sarà l'apostolo dei gentili, quindi dei non ebrei, ma avrà qualcosa da dire anche a Israele, un apostolo, direi, integrale, mandato a tutti. Apparirà davanti ai governatori come Felice e Festo, all'imperatore Agrippa, questo lo vedremo dal capitolo 23 al 26, predicherà per gli ebrei nelle sinagoghe parlando ai figli di Israele. Infine sarà famoso come l'apostolo dei gentili. Si direbbe nel nostro linguaggio moderno tanta roba.
Versetto 17. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Credo che sia una frase straordinaria. L'uomo bestiale che ispirava minacce e stragi ora è fratello Saulo. Nessun pregiudizio, nessuna espiazione, perdono assoluto e inclusione nel popolo di Dio. Anania ha avuto qualcosa da imparare. Si doveva staccare dall'ebraismo ufficiale perché colui che perseguitava è incluso in un rapporto di fratellanza. Quanto è importante dire ancora oggi fratello o sorella. In quella parola riconosciamo una condivisione di progetti, di rispetto, di accoglienza. Parliamo in verità. Non può esserci amicizia senza condividere un percorso comune di fede. Diversamente non è fratellanza. Vorrei integrare a questa affermazione di Anania con un altro testo significativo che dà luce e chiarezza a questa chiamata straordinaria. Lo troviamo al capitolo 22, versetti 14 e 16. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. L'inclusione di Paolo, la fratellanza a lui dimostrata da Anania, non era svincolata da un legame con Dio, con il Dio dei nostri padri. La Chiesa che sta per nascere, gli apostoli che Dio ha chiamati a quel ruolo, i discepoli della via, seguono la scia dei padri. Sono in continuità con un progetto che ha la sua genesi in Genesi, non è una ripetizione, in particolare al capitolo 3, nel quale è presentato al mondo, a tutta la creazione, al cosmo, il futuro dell'umanità, caratterizzato da redenzione. Versetto 18, e in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, poi alzatosi fu battezzato. Si è parlato di due battesimi in questa narrazione, quello dello Spirito Santo e quello in acqua, entrambi importanti, che caratterizzano la vita della Chiesa e la vita di chi crede. Il battesimo dello Spirito Santo è conferma di una conversione perché ci mette nella condizione di credere. Quello in acqua una testimonianza, si rende testimonianza, oltre che un ordinamento, possiamo dire anche il termine sacramento, dato alla Chiesa unitamente alla cena del Signore. La vista gli fu restituita, prese del cibo, ricevette nuove forze per assolvere il suo mandato. L'umiliazione subita, il digiuno sperimentato servivano per prepararlo. Ora si vede il vigore della fede e la responsabilità del mandato che lo attende. Pertanto bisogna nutrirsi. Ultimo punto di questa sera, poi li riepiloghiamo insieme, un messaggio da proclamare. Versetti 20 fino alla fine, e vediamo questo Paolo che si è messo subito al lavoro. Infatti è scritto: e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo.
Il predicatore apostolo dei gentili non si sottrae dal predicare nelle sinagoghe. È significativa la sua esperienza nelle sinagoghe perché doveva annunziare tutto il consiglio di Dio, ovvero collegare l'antico al nuovo, collegare la storia della redenzione sin dal principio. La predicazione di Paolo seguiva il filone della testimonianza di Stefano, che invito a rileggere al capitolo 7 di Atti. Da quel momento in poi predicherà anche in quei luoghi, incontrerà anche donne facoltose che spesso finanziavano le sue missioni. Chi l'avrebbe detto? Qualche cristiano avrebbe scommesso su di lui? Dio sì. Lo ha fatto pungolandolo, come si facevano sui buoi per addomesticarli. I pungoli di Dio sono utili per la nostra vita, sia che abbiamo fatto una scelta di seguirlo, e sia se non lo conosciamo ancora. I suoi pungoli valgono la pena. Pertanto, riepilogando, posso dirvi questa sera, in conclusione, primo aspetto, un giorno di cambiamento, nel quale i programmi di un uomo pericoloso sono stati cambiati come la vita di John Newton. Secondo aspetto, la luce che brilla a mezzogiorno, perché folgorato sulla via di Damasco, la storia è maestra anche di un proverbio popolare. Terzo aspetto, un discepolo di nome Anania, ci è piaciuta una parolina espressa dalla sua bocca, eccomi, Signore. Quarto aspetto, Saulo, uno strumento scelto da Dio. Le vocazioni sono doni, passano per la sofferenza, ma non sono in discussione. Bisogna far riflettere chi le mette in dubbio. Quinto aspetto, un messaggio da proclamare. Gesù stesso ha detto: andate e fate miei discepoli. Il Signore vi benedica. Buonanotte.